È partita ufficialmente l'edizione 2023 di Turismo Accessibile ed Inclusivo, progetto biennale della Regione Veneto che si propone di promuovere e realizzare un cambiamento culturale, pensando e riprogettando luoghi e servizi del comparto turistico al fine di renderli accessibili a tutti senza distinzioni. Madrina a Bibbione per l'occasione, d'eccezione l'assessore alla sanità e al sociale della Regione Manuela Lanzarin. È un progetto che ormai per noi è strutturato, è un progetto che entra nella programmazione regionale, che oggi coinvolge tutto il nostro bellissimo Veneto, quindi mare, monti, laghi, città d'arte, colline, patrimonio dell'UNESCO, ricordiamoli, siti anche diversi come può essere tutto il parco termale, e che vuole essere molto accessibile per tutti, inclusivo. Ma inclusione cosa vuol dire per noi? Inclusione vuol dire sicuramente normalità, vuol dire possibilità per tutti e vuol dire anche iniziare dei percorsi che sono quelli che noi riteniamo fondamentali quando parliamo di inclusione, ossia percorsi di inserimento lavorativo. Quasi circa 50 ragazzi saranno inseriti in strutture, e qui il ringraziamento va proprio alle attività produttive che ci sono in questi territori, che si sono prestate con noi a camminare e a rendere concreto questo progetto. Ma vuol dire anche autonomia abitativa, l'esperienza di essere fuori casa per 1, 2 settimane, un mese può essere anche il trampolino di lancio poi per un'esperienza più duratura e più strutturale. Quindi un investimento in un'inclusività a 360 gradi, che vuol dire però un'inclusività per tutti noi, perché io lo dico sempre, ognuno di noi potrebbe trovarsi in una situazione, attraversare un momento difficile e quindi apprezzare molto di più quello che oggi invece probabilmente a volte apprezziamo troppo poco. Grazie a uno sforzo collettivo che vede appunto le 9 aziende sociosanitarie del Veneto coordinate dalla Regione attraverso questo progetto che è finanziato in questi 2 anni dal Ministero, e ai tanti partner operativi locali del settore turistico, commerciale ed alberghiero. Partner che non solo si sono adoperati per rendere inclusiva una vacanza per i turisti residenti e stranieri, ma si sono adoperati in questi anni per poter accogliere con percorsi di inserimento lavorativo persone con disabilità. Diverse di queste persone hanno oggi un impiego grazie anche a questo progetto, e questa è la parte più importante per noi, poter dare dignità alle persone con disabilità, consentirgli di vedere con gli occhi della normalità la vita di tutti i giorni, praticare sport, divertirsi, fare una vacanza e anche lavorare.